Niente fondi da Roma a quasi tutti i comuni veneti per i progetti di rigenerazione urbana che saranno invece finanziati quasi interamente al Mezzogiorno. Ennesima spaccatura economica decisa dal governo contestata dal Veneto con una lettera che il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte ha inviato all'omonimo presidente del Consiglio Mario Draghi, esprimendo tutto il suo dissenso per parametri sui bandi estremamente penalizzanti per il Veneto. Fondi invece necessari indipendentemente dalla posizione geografica, sottolinea Conte, che punta anche su queste risorse per tutta una serie di interventi sui quartieri già calendarizzati per il 2022. Carne al fuoco ce n'è veramente tanta, tantissimi sono i quartieri che saranno oggetto di interventi di riqualificazione, finiremo Santa Maria del Rovere, cominceremo San Liberale, la pista ciclabile di Monigo, di Sant'Antonino, la rotonda di Selvana, quindi ce n'è davvero per tutti. Cantieri ma anche eventi culturali e sportivi da sostenere soprattutto nei quartieri popolari sempre più multietnici, con l'obiettivo di aggregare e non ghettizzare i nuovi cittadini. Per questo Treviso e gli altri comuni del Veneto non si rassegnano alla mancata assegnazione dei fondi governativi deviati a mezzogiorno, puntando all'uguaglianza tra nord e sud per esigenze e obiettivi. Territori che a volte sembrano distanti e che curiosamente invece a volte proprio si scoprono tanto vicini, come ad esempio Treviso e la Campana Eboli, dove Mario Conte è lo stesso nome del sindaco.